Gentili signore e signori, l'informazione di Canal Furlan anche oggi è con voi. Notizie, servizi e approfondimenti dal Friuli. Perde il controllo dell'automobile e finisce contro un platano. È successo stamattina attorno alle 8 a Codroipo, sulla strada statale Pontebbana, all'altezza del chilometro 102 progressiva 500, di fronte allo stabilimento Ross. Nello schianto si è ferito gravemente un uomo di Latisana, del 36, Antonio Bongermino, che stava viaggiando a bordo della sua Ford Fiesta in direzione Pordenone, proveniente da Codroipo. Per estrarlo dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno operato sul posto con 2 pattuglie della polizia locale del Medio Friuli. Il 78enne è stato trasportato al pronto soccorso di Udine con l'elicottero del 118. Per lui la prognosi è riservata. I carabinieri della stazione di Cordenons hanno denunciato un giovane di 21 anni per furto e ricettazione di diverse biciclette per un valore superiore ai 23.000 euro. L'indagine ha avuto inizio nella notte del 14 agosto, dopo il furto di diverse biciclette e parti di ricambio avvenuto presso un negozio di Pordenone. Ieri mattina, dopo un altro furto notturno, i militari hanno ricostruito la dinamica degli eventi. Una squadra di carabinieri del RIS di Parma è al lavoro da questa mattina a Trieste per cercare tracce nella stanza dell'anziano prete trovato ucciso lo scorso 25 aprile alla casa del clero del capoluogo giuliano. Secondo l'autopsia, la morte di Monsignor Giuseppe Rocco, 92 anni, è stata causata da un'azione meccanica, strangolamento o soffocamento, anche se in un primo momento si era pensato a una morte naturale, anche in considerazione dell'età del sacerdote. Via Selvuzis proseguono gli incidenti nonostante gli interventi dell'amministrazione comunale. Cosa andrebbe fatto? Lì il problema è quello del doppio attraversamento. Abbiamo sempre detto che quando una macchina, quando un'automobile arriva al primo incrocio non può attraversare 2 incroci, deve attraversare solamente uno e quindi c'è l'obbligo, dovrebbe essere inserito l'obbligo di svolta a destra per evitare di passare 2 incroci che creano solo disturbo sia a chi conosce sia e soprattutto a chi non conosce la strada. Adesso sono stati fatti 2 interventi, ma 2 interventi che non hanno avuto purtroppo e non avranno nessun esito. Perché? Perché permane il doppio incrocio, non è che lampeggiando segnala 2 incroci e soprattutto non è che mettendo i dossi in salita nel sottopasso crea allarmismo, perché di fatto quando tu attraversi, quando si attraversa, dopo c'è di nuovo l'impatto con i 2 incroci. Le doppie fermate creano solo disagio e soprattutto creano incidenti. Non è colpa degli automobilisti, come ha segnalato l'assessore competente, che corrono troppo? No, sicuramente c'è qualcuno che non conosce la strada, che arriva magari a una certa velocità, però poi il problema non è la velocità stessa, perché quando arrivano all'incrocio, ripetiamo, la maggior parte degli incidenti è stata causata dal doppio attraversamento. Quindi anche quando arrivano a forte velocità si riescono comunque a fermarsi, magari si prolungano, ma riescono a fermarsi. La colpa non è dell'automobilista, la colpa è del sistema dell'incrocio che va rivisto, perché se noi rivediamo l'incrocio ed evitiamo il doppio attraversamento, noi non risolveremo mai il problema e questo dovrebbe essere chiaro, perché fino adesso abbiamo speso tanti ma tanti soldi senza arrivare al risultato finale, che è evitare incidenti. Secondo voi è concretamente realizzabile una delle ipotesi che avete vagliato di dirottare il traffico altrove? Sicuramente è la più percorribile perché è a costo zero, può avere sì un allungamento dei tempi di percorrenza, però questo penso che venga sempre dopo la vita umana e penso che sia meglio fare 200 metri in più che non creare incidenti. Inoltre devo dire la verità, non è vero quello che ha detto l'assessore Pizza, che allungando il percorso si crea più traffico a Cussignaco o in Viale Palmanova, perché la maggior parte delle persone quando attraversano e passano sulla destra svoltando verso Cussignaco riescono a fare la rotatoria, a ritornare al passo di via Lumignaco o per andare in piazzale Cella, perché le segnaletiche lo possono condurre, quindi non c'è un problema di intensità di traffico.
Il sindaco Onsel ha deciso di chiudere il parcheggio di via Sabadini dopo che avevate registrato anche voi dell'opposizione moltissime persone che andavano a dormire in questi luoghi anche cadenti e rischiosi. Però voi siete contrari anche a questa soluzione, perché? Noi non è che siamo contrari, allora noi diciamo che il parcheggio va lasciato alle persone che devono parcheggiare, perché è ridicolo chiudere il parcheggio, si chiudono i varchi come fanno i privati, si chiude molto bene, si spende qualche soldo, qualche euro e si chiudono i varchi che nessuno possa andare dentro, ma il parcheggio va lasciato, o altrimenti noi proponiamo, abbiamo fatto una richiesta, i parcheggi di sosta mobilità di via Sabadini che sono stati messi tutti a pagamento, ebbene, che liberino per i posti che erano all'interno del macello, che liberino su via Sabadini o zone interne, ecco, zone limitrofe. I parcheggi attualmente sono a pagamento, dovrebbero diventare gratuiti a quel punto? Certo, una volta erano gratuiti, poi la sosta mobilità su indicazione del comune li ha messi a pagamento. Ci sono parcheggi anche in regione, lasciano parcheggi che la gente possa parcheggiare, ma ripeto, una soluzione la deve trovare Onsel, non può, prima ci accusa perché noi siamo un anno che denunciamo che queste persone vivevano nella sporcizia e nell'abbandono all'interno, diceva che noi facevamo propaganda. Ora invece vuol dire che propaganda non facevamo, hanno portato via tonnellate di rifiuti, pertanto si chiudono i varchi bene, non con diciamo, della cosa di plastica che è ridicola, che entrano anche i bambini, si chiude bene e si lascia il parcheggio. I residenti a questo punto potrebbero pensare che è colpa dell'opposizione che dopo tante segnalazioni ha portato il sindaco a chiudere il parcheggio, come rispondete? Questo non è vero, anche perché noi l'abbiamo detto che se la cosa non viene risolta immediatamente sul parcheggio all'interno, noi andremo a raccogliere le firme dei residenti e degli esercizi commerciali per far riaprire comunque dei posti macchina per le persone. Allora Auretti, viene da dire sempre più voli pindarici per quanto riguarda Gorizia. Beh, purtroppo per i cittadini e per la città questa estate 2014 verrà ricordata l'insegna delle chiusure, prima quella del punto nascita e a stretto giro di posta, ieri è avvenuta quella dell'aeroporto della città. Questa è stata veramente un'ulteriore doccia fredda, proprio perché non c'erano veramente, non ci sono veramente i criteri per cui venga chiusa. Siamo rimasti tutti impalliditi, ma nonostante questo mi preme ricordare che in Italia purtroppo ci sono due misure e due pesi, visto che all'aeroporto di Malpensa una settimana fa 52 bombe sono state scoperte, sono state rese inermi, è stato tutto richiuso e all'aeroporto di Malpensa si continua a volare, mentre a Gorizia per un ipotetico ed eventuale ritrovamento di ordigni bellici purtroppo si chiude l'aeroporto e non si sa nemmeno più quando verrà e se verrà riaperto. Questo lo trovo veramente un paradosso italiano della interpretazione della norma, dove purtroppo si creano figli e figliastri. Ecco, lei ha sottolineato, no? Figli e figliastri che mettono in evidenza che questa città ormai non è più considerata. Purtroppo io rimango basito di quanto un capoluogo di provincia, medaglia d'oro al valor militare, e dico questo perché è normale che in questo territorio ci siano degli ordigni bellici. A questo punto chiudiamo anche la città, perché sotto il terreno nel luogo in cui stiamo parlando potrebbe esserci anche qui un ordigno, ma allora chiudiamo tutta la città. Purtroppo questa città per troppi anni, per un ventennio, per un trentennio è stata troppo in silenzio e diciamo, rischia di essere risucchiata da Trieste e Udine, ormai è conclamata, ormai è palese, pertanto per questo il mio appello è alla politica locale, regionale e nazionale, perché questa città non merita, non può e non deve scomparire. Anche perché si rischia, come ha detto lei, di perdere l'identità culturale, storica e tutto quello che ne consegue. Ma il peccato è proprio questo, abbiamo tantissimi valori, abbiamo tantissima storia, abbiamo tantissima cultura da propinare in giro per l'Italia e ci rendiamo conto che c'è un progetto molto più grande di noi che vuol vedere questa città da qui a qualche anno con 15.000 abitanti in meno e con tantissimi servizi in meno, non ultima la sanità e l'aeroporto. Senta, ma per concludere, la gente sta capendo, sta facendo ancora fatica a capire? Beh, visto quello che è accaduto nell'ultimo consiglio comunale con la Presidente della Regione Serracchiani e visto il malumore che grazie alla tecnologia oggi tramite i social, tramite le TV, tramite la stampa stiamo riuscendo a far trapelare, la gente comincia a capire e comincia a essere preoccupata. Pertanto io dico attenzione, perché poi la preoccupazione della gente può sfociare anche in atteggiamenti non proprio positivi e non proprio consoni e soprattutto non proprio democratici. Perciò non tiriamo troppo la corda, perché la pazienza ha un limite.
Previsioni del tempo per giovedì 21 agosto. Di notte al primo mattino piogge anche abbondanti e temporali diffusi specie ad est. Non si esclude che qualche temporale possa essere forte. In giornata nuvolosità variabile con qualche rovescio temporale residuo. Dal pomeriggio soffierà bora moderata su bassa e costa. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.